Il racconto di una figura femminile nuorese di cui si è tramandata una memoria a senso unico per svelarne le molteplici sfaccettature che la definiscono al di là della fama di donna di potere. È stato presentato ieri nel bel giardino di Casarossi a Nuoro e sotto la guida di Maria Annunziata Giannotti, Sareina e Sos Principales, esordio letterario di Fatima Bechere. Insieme con Raffaella abbiamo coniugato la narrativa e anche la sua arte di illustrare una storia non semplice, abbastanza nota, ma che volevamo fosse conosciuta da un punto di vista anche un po' differente. Questa vicenda che comunque abbiamo raccontato senza giudizi e senza pregiudizi. Vogliamo solo che sia conosciuta e riconosciuta una parte della storia della nostra città ed è anche un po' la nostra dichiarazione d'amore per Nuoro. Una sorta di fumetto noir che fa ritornare il lettore alla Nuoro di fine Ottocento, sulle tracce della reina Maria Antonia Serra Sanna, lungo i vicoli dello stesso quartiere di Sant'Upredu in cui ieri sera è stato presentato il volume. E le illustrazioni mostrano il tratto inconfondibile di Raffaele Pichereddu. Mi ha tirato dentro anche, benché io arrivo dai comics, arrivo dal simpatico, dal goliardico, e mi sono voluto anche mettere un po' in gioco per sperimentare anche un po' questo genere nuovo, un po' bonelliano, noir. Spero che piaccia.